Welcome, ladies and gentlemen. Tonight, Musica Venezia is presenting a special concert, a meeting between Liszt and Dante, Petrarch, and Beethoven, with Ramona Munteanu, pianist. Ramona was born in Romania. She graduated in 2006 in piano at the Academy of Music, Gheorghe Dima. In 2010, she obtained a special diploma in piano at the Conservatorio Benedetto Marcello in Venice. She has won numerous fellowships, which have allowed her to study in Italy, the United States, and Spain. She is now performing in many concerts, both as a soloist and as a member of chamber music ensembles, appearing in very prestigious theaters and cultural institutions, such as Teatro La Fenice, Palazzo Labia, Ateneo Veneto, and Teatro di Marcello in Rome. The concert tonight is a celebration of the 700th anniversary of the death of Dante Alighieri. In order to render homage to this great poet, Musica Venezia requested Ramona to perform, après une lecture du Dante, Fantasia quasi sonata in English, after reading Dante, a fantasy resembling a sonata by Franz Liszt. The fantasy is in one movement. The work was inspired by the Divine Comedy and is considered one of the most difficult pieces of piano repertory. The work is divided into two main themes. The first represents the lament of souls in the inferno. In music, the key of D minor is associated with death. The second theme is a chorale in F sharp major, which represents the joy of the souls that are blessed. Please turn off your phones. It is not possible to take photos or videos during the performance. Buon ascolto. Incontra fra Liszt e Dante, Petrarca e Beethoven. Benvenuti tutti. Oggi Musica Venezia presenta il concerto Incontro fra Liszt e Dante, Petrarca e Beethoven con Ramona Munteanu, pianista. Ramona è nata in Romania nel 2006, corteggia la laurea in pianoforte presso l'Accademia di Musica Gheorghe Dima. Nel 2010 tiene la laurea specialistica in pianoforte presso il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia. Ha vinto numerose borse di studio che le hanno permesso di studiare in Italia, Stati Uniti e Spagna. Negli ultimi anni ha sostenuto un'intensa attività concertistica come solista e musicista da camera, svolgendo la sua attività presso prestigiosi teatri e istituzioni culturali importanti, quali Teatro La Fenice, Palazzo Labia, Ateneo Veneto e Teatro di Marcello a Roma. Questo concerto è una celebrazione per il settecentenario della morte di Dante Alighieri. Per rendere omaggio a questo grande poeta, Musica Venezia ha richiesto a Ramona per eseguire, après une lecture di Dante, Fantasia quasi sonata in Italia, dopo una lettura di Dante, Fantasia quasi sonata da Franz Liszt. Questa fantasia è in un movimento. L'opera è ispirata dalla Divina Commedia. Viene considerato uno dei brani più difficili del repertorio pianistico. Il pezzo è diviso in due temi principali. Il primo rappresenta il lamento dell'anima all'inferno. La tonalità di re minore in musica viene associata alla morte. Il secondo tema è un corale in fa diesis maggiore, che rappresenta la gioia dell'anima beata.
Per favore, dovete spegnere i vostri cellulari e non c'è la possibilità di fare foto o video durante il concerto. Buon ascolto.